Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro, solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo, sapendo che si trattava del boss. Si è difeso così Giovanni Luppino, l'autista del super latitante arrestato lunedì scorso a Palermo, mentre lo accompagnava alla clinica La Maddalena. Lo ha detto il suo difensore al termine dell'udienza di convalida davanti al GIP Fabio Pilato, che ne ha convalidato l'arresto. Si è rivelata preziosa l'applicazione della Polizia di Stato EUPOL. Grazie ad essa, infatti, agenti del commissariato di Nesima hanno operato l'arresto di una persona indiziata del reato di detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti. A un altro soggetto sono stati contestati l'uso personale di stupefacenti e i reati di false attestazioni all'INPS e truffa aggravata ai danni dello Stato. Un 39enne di Catania è indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della ex convivente. Il rapporto tra l'uomo e la donna, una 39enne catanese, nel corso degli ultimi anni sarebbe degenerata a causa dello spreco di denaro da parte di lui, utilizzato per l'acquisto di sostanze stupefacenti da cui era dipendente. L'uomo sarebbe arrivato a chiamare la donna per oltre 300 volte in soli 9 giorni. Dopo il tavolo tecnico al Mimit durato circa un'ora, i sindacati dei benzinai FAIB, Fegica e Figis confermano lo sciopero nazionale del 25 e 26 gennaio. I sindacati sono profondamente delusi dall'incontro da cui non sono giunti elementi migliorativi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.